Professoressa Novello, parliamo di un tunnel, quindi di un evento legato al fumo, ma parliamo appunto anche del tunnel del fumo. Sì, l'idea nasce proprio dal entrare all'interno di questo tunnel, di fare un percorso esperienziale con tutta una serie di messaggi chiave che dovrebbero aiutare la popolazione a non incontrare la prima sigaretta o a smettere di fumare. Infatti si parte dall'ingresso del tunnel dove ci sono tutta una serie di messaggi rivolti ai più giovani con le campagne di prevenzione primaria che noi stiamo attuando nelle scuole con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, andando avanti nel tunnel con tutti i messaggi ovviamente legati al fattore di rischio fumo, non soltanto nei confronti della patologia oncologica ma anche di tutte le malattie cardiovascolari. Professoressa, noi cerchiamo di sensibilizzare, tantissime sono le campagne anche shock che si possono vedere in rete o in televisione, ma finché rimane la cognizione, il fattore di sono figo se fumo, sono grande se fumo, penso che le cose siano tutte inutili. Cosa ne pensa? È vero, è molto difficile agire soprattutto sulla popolazione degli adolescenti. Quella è la fascia di età in assoluto in cui si incontrano più difficoltà, ma è anche la fascia di età in cui si impara di più. Non c'è stato niente di più bello di lavorare all'interno delle scuole superiori perché i ragazzi chiedono tanto ma danno anche molto. Credo che abbiano bisogno di chiarezza, di messaggi trasparenti e puliti in merito non soltanto a quelli che sono i danni tardivi da fumo, ma anche i danni dell'immediato. Ricordiamoci che stiamo parlando con una popolazione di ragazzi e che sono quindi magari più interessati a quello che può succedere ora rispetto a quello che potrà capitare fra 20 o 30 anni.